È giunto a Padova per sostenere la candidatura dell'attuale sindaco reggente Ivo Rossi alle amministrative di fine maggio. Ignazio Messina, successore di Di Pietro alla guida dell'Italia dei Valori, vuole trasferire i principi portanti dell'azione politica del suo partito anche in Veneto. Ci sono temi molto cari all'Italia dei Valori, quali trasparenza, legalità e giustizia sociale. Sono temi che trovano, come dire, un'applicazione importante e significativa proprio in una realtà come quella euganea. Certamente sì, a Padova intanto per sostenere la candidatura di Ivo Rossi che ha vinto le primarie, e insieme un centro-sinistra unito si ripropone per governare la città. Un governo che deve essere diverso dal precedente, nel senso deve continuare ma deve cambiare rispetto a una situazione di disagio sociale molto forte che ci si trova. Noi legalità, questione morale, credo che siano all'ordine del giorno per poter cambiare le cose, partendo proprio dalle città ed è l'impegno che l'Italia dei Valori vuol mettere con i suoi amministratori che già ci sono nella giunta attuale ma in quelli che saranno per poter contribuire a cambiare la città, partendo dalle fasce sociali più deboli. Io credo che se noi non recuperiamo le fasce sociali più deboli, il disagio vero che c'è nelle nostre città, non riusciamo a mettere in moto la macchina dell'Italia, quindi l'impegno prioritario deve essere quello. E a proposito della spaccatura interna al Partito Democratico tra lo stesso Rossi e Fiore, candidato di Padova 2020, sconfitto di misura alle primarie. Io credo che nel corso delle primarie devi dire la tua, devi spiegare quello che vuoi fare. Se poi prevale l'altro, io credo che bisogna confrontarsi, questo certamente sì, mettere insieme idee, ma governare insieme, perché in quel modo non serve a niente. Quello diventa un trucco: se vinco bene, se non vinco rompo tutto, rompo il giocattolo, non ha proprio senso. Quindi riteniamo che la cosa più corretta sia quella di rispettare il risultato delle primarie, così come noi Italia dei Valori facciamo, e pensare a costruire nell'interesse dei cittadini padovani e non nell'interesse delle carriere di un singolo. Infine una valutazione sul ruolo di Padova, che vuole tornare ad essere capitale economica del Nord-Est. Senza dubbio, io credo che Padova era abituata a essere una delle eccellenze italiane, si trova in grande difficoltà, ma perché in difficoltà è la piccola e media impresa italiana. Io credo che chi va a amministrare il territorio deve fare questo, deve fare in modo che la tassazione, l'imposizione, la burocrazia si abbassi fortemente, il costo del lavoro si abbassi fortemente sulle piccole e medie imprese italiane, e quindi nel padovano a maggior ragione, e solo così rimetti in moto l'economia. È un impegno che credo un'amministrazione che verrà deve assumere come prioritario, perché solo finanziando la vera economia, e ben venga la tassazione di quelle che sono le rendite finanziarie a favore delle imprese, solo finanziando la vera economia rimetti in moto il paese e le città.